Scuole superiori, studenti di nuovo in presenza dal 1° febbraio, l'annuncio del presidente del Veneto Luca Zaia non coglie impreparate le province. Commentiamo positivamente questo rinizio del mondo della scuola, siamo pronti, affineremo gli ultimi dettagli in un tavolo che si terrà in settimana assieme al prefetto, assieme al dirigente scolastico e MOM. L'auspicio è sempre quello di partire in modo tale per poi non fermarci più e vediamo cosa succederà. Già durante le feste di Natale, in vista della riapertura poi slittata, fissata al 7 gennaio, erano pronte entrambe le eventualità, presenza al 75 o al 50%. La scelta più cauta trova d'accordo il presidente Marcon. Penso che sia l'atteggiamento giusto, e cioè quello di partire con un atteggiamento prudenziale che testi sul campo il sistema, che sulla carta è pronto a dare risposta ai servizi da fare in sicurezza, tanto come trasporti che come mondo scuola. Marcon che condivide anche l'impiego di steward alle fermate dei bus. Quella vigilanza necessaria che non faccia poi sì che ci siano magari degli autobus i primi pieni e gli ultimi che viaggiano vuoti. 110 mezzi in più grazie all'aiuto dei privati che MOM si prepara a mettere in campo, ma al di là della stretta logistica rimane la soddisfazione di poter far tornare in classe i ragazzi. Sono sì contento che parta e spero che parta, ribadisco, senza fermarsi più.